direi che possiamo partire così senza preliminari. Io chiedo scusa per il ritardo, ma ero alle prese in bagno, non tanto per quello che si va ogni tanto a fare in bagno, ma perché poi bisogna chiaramente lavarsi le mani, si deve aprire il rubinetto, quindi c'è anche un film che lo fa vedere che insomma c'è un po' da fare, ho avuto un po' da fare perché dopo poi devi asciugare, devi capire dov'è la fotocellula. E quindi comunque ecco, sono qua, comunque dai, ce l'abbiamo fatta, quindi bene, faccio i complimenti qui a Stefanino, per gli amici Nino qui a Sant'Arcangelo, anche quelli del Gambero Rosso hanno scritto semplicemente Nino, anche perché è breve, quindi mi ritiene anche meno posto, ecco, queste recensioni sono i tre filetti, no? Che parlano chiaramente bene, perché poi parlano solo dei premiati, quindi per gli altri purtroppo ne va più, ecco, quindi ecco, qui vorrei fare un'introduzione perché occupandomi di via Emilia Beste stiamo cercando un po' tutti quelli posizionati nelle guide, si dice così tecnicamente, quelli che comunque le guide a livello nazionale appunto segnalano, e siamo alla fine dell'anno, quindi un po' tutte le guide sono uscite, quindi io devo dire ho trovato molto interessante il fatto che un locale come questo Sant'Arcangelo, il Domizoni 54, che è la via, immagino. Sì, il nome della via, il nome del locale appunto si lega al, diciamo, al posizionamento. Perché la via invece dove c'è la Sangiovese come si chiama? La via Piazza Balacchi. Ah, via Piazza, no, si chiama Piazza Balacchi. Pensavo che avessero preso, no, anche invece non è come a Modena che è tutto di bottura, qua c'è anche appunto Stefanino, oltre che il locale famoso della Sangiovese di Mario Maggioli. Bene, quindi ecco il fatto di questi 3 chicchi e una tazzina, che io pensavo che una sola tazzina fosse, ne abbiamo uno a Forlì, uno che fa, che io perché sono di là, io vengo dal nord, ecco, della Romagna, e quindi abbiamo degli amici a Forlì. Esatto, c'è questa torrefazione che sempre nella guida ha questi 3 chicchi e una sola tazzina. In effetti mia moglie, che è appassionata di caffè, va nel caffè, chiaramente dove il caffè è migliore, chiaramente a Forlì, visto che è anche architetto comune, e quindi li conosci tutti, quindi ne ha scelto uno, però in realtà questo che hanno scelto quelli della Gambero Rosso, che hanno anche poi la guida dei macinini, adesso ci sono delle torrefazioni. Esatto, cioè adesso ancora non ho capito bene come funziona. Fanno una guida dei locali, poi fanno anche una guida delle torrefazioni. Da quest'anno, da questa edizione, io l'ho vista, me l'hanno mandato, ma serve il libro, anche perché ci sono tutte le istruzioni, perché bene o male con le altre insomma ce la siamo cavata abbastanza bene. Questo è un po' complicato, visto che voi tra l'altro avete anche voi una ruota degli aromi. Esatto, cioè, so che è un libro molto interessante, la guida ancora non è pervenuta, probabilmente sarà anche molto, molto richiesta. Quindi il fatto di avere 3 chicchi, perché per esempio nei ristoranti una volta la guida Michelin, scusate, abbiamo anche la guida qua tra l'altro, abbiamo anche qua, ecco cosa succedeva? Che la guida dava sì le 3 stelle Michelin, però c'erano anche le posate, c'erano un po' l'ambiente, il decoro, quindi c'erano queste 2 cose. Per i bar il Gambero Rosso ha deciso di dare le 3 tazzine e i 3 chicchi. Ci troviamo, devo dire, in un ambiente molto bello, ecco, quindi il fatto che la tazzina possa essere il decoro, non penso, ecco, nel senso che qui non è come a Forlì da questo, adesso guardiamo quanto ci chiama, perché poi io sono forlivese, ma in realtà questo che smercia e esporta il caffè anche a Milano, un importante locale, che è Crosta, come dire, ha il vostro stesso riconoscimento, ed è un localino che non dà molto nell'occhio, ecco perché a mia moglie poi è sfuggito. Quindi Forlì, vediamo, andiamo da avanti, eccoci qua, Ferrara, Mirandola, Modena, siamo qui nel esatto, Gardelli, quindi caffetteria Gardelli. Amico Rubens, ecco, specialty coffee. Così sono pronto per andarlo a trovare, perché chiaramente essendo forlivese faccio una figuraccia, nel senso se c'è ancora stato. Quindi abbiamo un grande cultore della caffetteria, specialmente appunto per lo specialty coffee. Qui cosa usate? Usiamo anche il caffè, abbiamo utilizzato
negli anni passati anche il caffè di Gardelli, che è appunto una torrefazione forlivese, però diciamo non siamo legati a nessuna torrefazione in particolare, essendo liberi, perciò abbiamo, giriamo un po' le caffetterie, le torrefazioni, scusate, un po' di internazionali, non solo italiane ma anche internazionali. Questa nuova guida l'ho già vista arrivare, perché io molte volte do la notizia, per esempio ci sono anche le bacchette per i sushi, ce n'è uno a Rimini che ha preso 2 bacchette, di cui magari non si parla come le 3. Ci sono anche da quest'anno penso anche con una bacchetta c'è questo Hashimoto che sta a Rimini Miramare praticamente, che non lo sapeva, quindi esatto, anche è per stata noi una sorpresa, è stata... si rischia anche per noi è stata una sorpresa, no? Quest'anno diciamo rientrare nella guida, siamo stati diciamo onorati di essere stati nella guida per tanti anni, negli anni scorsi, e quest'anno è arrivata questa sorpresa. C'eravate con il punteggio, cos'era? Abbiamo avuto sempre dei punteggi più o meno indicativi, sempre questi 3 chicchi. Siamo sempre stati molto attenti diciamo alla qualità del caffè e del prodotto e della materia prima. I 3 chicchi è chiaramente anche nella lista della via Emilia Berti, chiaramente chi ha i 3 chicchi è avvantaggiato rispetto alle tazzine che sono un po' il decoro, poi immagino che anche qui poi si faccia ristorazione, mi sembra di capire che si parla anche di spirits, no? Spirits, facciamo qualcosa anche nel mondo dei liquori e della miscelazione, questo da sempre. Il locale nasce appunto come questo sinonimo di Don Minzoni 54, Coffee, Wine and Spirits, perciò diciamo spaziamo un po' in tutta la... Si apre a che ora la mattina? Alle 7 della mattina. E arriviamo fino orario economico chiaramente dei locali in centro, perché magari fuori dalla city anche le 6:30, ecco, però alle 7 mi sembra un buon orario, è un orario per noi. Qualcuno mi ha detto pure le 8, perché in effetti in una città come Modena ad esempio eravamo da un 3 chicchi però 2 tazzine, e quindi non hanno ancora fatto questo on plane, no? Dei 3 e 3, che tra l'altro latita. Qui a Rimini c'era Rinaldini che praticamente poi ha perso il terzo chicco, quindi avere il terzo chicco lo vorrei sottolineare, ecco, quindi è comunque importante, come la terza stella piuttosto che le posate che dicevamo prima, quindi ecco, sul chicco siamo molto attenti, questa qui è una delle nostre priorità diciamo nel servire caffè qui nel locale, dove appunto diamo molta importanza al caffè che serviamo, la metodologia del caffè che serviamo e appunto la materia prima stessa. Qui non c'è una tipologia, una marca, insomma. No, non c'è una marca, abbiamo un caffè commerciale che è oltretutto un caffè senza fare nomi forlivese, appunto, torrefazione di Forlì, è un caffè diciamo commerciale che utilizziamo penso io nella mia attività con la mia famiglia da ormai 50 anni, perciò siamo legati incondizionatamente da questa torrefazione, e poi diciamo da 10 anni siamo specializzati nello specialty coffee. Lo specialty coffee è un'altra branca del caffè dove abbiamo una filiera riconosciuta, abbiamo delle diciamo indicazioni molto più precise rispetto al caffè commerciale. Bene, quindi come vedete insomma la proposta insomma è varia. È importante anche il caffè, anche perché lo usano tutti, è diciamo una delle bevande più consumate nel mondo, perciò diciamo appunto per quello diamo un'attenzione particolare ai nostri clienti, cerchiamo di dare sempre un prodotto di qualità. Quindi abbiamo detto che poi si va avanti col pranzo, anche la cena? No, noi facciamo un piccolo, diciamo abbiamo dei piccoli spuntini, non facciamo il pranzo a mezzogiorno, ci mettiamo dei sandwich, queste cose qua, poi ripartiamo con la caffetteria pomeriggio, l'aperitivo del tardo pomeriggio fino a spaziare diciamo quello che è la proposta del dopo cena con i cocktail del pomeriggio. Quindi cena, il locale rimane aperto, c'è una pausa. C'è una pausa nel pomeriggio? No, c'è una pausa nel senso legata a quello che potrebbe essere l'ora della cena, dove la gente appunto viene a Sant'Arcangelo e consuma nei nostri ristoranti. Poi noi qui siamo ad attendere per il dopo cena per un buon cocktail, insomma un buon caffè. Ecco, perché il caffè in effetti quando poi comincia a prendere sonno, io ad esempio evito di aggiungere caffeina, perché poi
vorrei usarla nel momento in cui rientro da Milano e devo fare 2 ore di viaggio, no, in autostrada, che ci vuole un bel caffè, però magari i bar sono chiusi, quindi c'è un po' questo problema, perché il caffè in effetti è molto utile in questo senso, quindi, anche perché ci aiuta. Quanti caffè ti potresti bere? Sì. Allora, diciamo, di caffè buoni ne puoi bere anche qualcuno in più. Diciamo, il caffè è condizionato molto, diciamo, dalla caffeina che contiene, perciò i caffè che contengono molta robusta, che sono quelli che danno al corpo, quello che dà un po' la carica, magari se ne bevono un po' meno, mentre invece l'arabica ha un contenuto di caffeina inferiore e perciò si può bere anche qualche caffè in più. Quindi c'è anche il sommelier del caffè, sono sempre i sommelier che si dovrebbero occupare del caffè. Diciamo, no, non lo so. o anche questo perché ruolo qua. dosare, perché ormai con tutte queste esperienze gastronomiche, quindi molti piatti chiaramente bisogna alleggerirli chiaramente per riuscire a gustarli tutti, idem anche con i cocktail, che chiaramente non possono essere tutti alcolici come uno solo classico, quindi va ripartito anche, no? Va ripartito il consumo consapevole, la diciamo, gradazione. E col caffè, in effetti, io che poi sono durante il giorno gran bevitore anche di caffè d'orzo, poi mi faccio il tè di pomeriggio, quindi queste bevande diciamo molto lunghe. Anche il tè contiene caffeina, Il caffè poi molto probabilmente prima di diventare espresso, perché noi adesso siamo anche iscritti al patrimonio dell'UNESCO, questo va detto, quindi siccome non si dovrebbe parlare di ricette, assolutamente dovrebbe essere tutto molto distaccato, diciamo che l'italiano è quello che quando arriva in Francia va direttamente al bancone del bar e lo guardano e dicono: lei è un italiano, perché comunque lo serviamo anche al tavolo con lo stesso prezzo, il caffè comunque costa uguale. Diciamo che questa cucina italiana, comunque queste abitudini che abbiamo noi italiani, perché non ce ne rendiamo conto, di mangiare la pasta come piatto, come dire, è tipica di noi, quindi penso sia quella che è stata anche un po' l'espresso. Siamo conosciuti appunto nel mondo per quello che è il consumo dell'espresso, anche perché siamo come italiani, siamo stati quelli che hanno scoperto la macchina dell'espresso, e questo ha dato il lancio, diciamo, a questo consumo di questa bevanda qua, mentre diciamo il consumo a livello internazionale è più diciamo indicato sul caffè, sulle bevande un po' più lunghe, tipo caffè all'americana o appunto il filter coffee, il caffè all'americana o americano, diciamo caffè filtro. Quindi anche lì c'è chiaramente un consumo anche del caffè filtro, anche qua da noi, diciamo, sta iniziando piano piano a prendere piede. Cerchiamo di accompagnare appunto i nostri clienti nel consumo di questa bevanda, che comunque è una bevanda un po' più come un tè, no? Diciamo, dove ci troviamo, ci sediamo, e invece di sorseggiare velocemente un espresso prendiamo questa bevanda che comunque è ricca di aromi, perché si pensa sempre a questo caffè lungo, no? Questo beverone, diciamo. È una spezia che chiaramente mantiene diciamo, quel sapore lì, chiaramente allungato. Io poi ho un segreto, una ricetta, soprattutto quando sono negli alberghi con queste colazioni dove ovviamente si cena e si pranza, no? C'è appunto di tutto, quindi chiaramente sorseggi questo caffè allungato, che nel mio caso deve essere proprio quello della macchina, cioè che rimane in macchina, che viene quindi allungato con dell'acqua, quindi diventa chiaramente acqua sporca, quindi messo. Diciamo, questa è una cosa, è una brutta abitudine, per cui questa qui è quella che aggiunge caffeina, perciò dove il caffè lungo, diciamo, con questa estrazione lunga del caffè aggiunge caffeina, perciò il caffè lungo in questo modo qui contiene più caffeina, mentre la gente pensa al contrario, diciamo, lo allungo perché così è più leggero, invece è il contrario. Il caffè andrebbe bevuto espresso, stretto, e poi lo allunghiamo in un secondo momento. Sono 7 grammi, 8 grammi? Sì, diciamo, tra il caffè, una ricetta tradizionale va dai 7 grammi agli 8 grammi. Si potrebbe fare 8,5 perché qui c'è Fellini, Rimini e Tonino Guerra, si potrebbe arrotondare a 8,5 così ma penso sia marchio registrato, però forse c'è qualche problema. Quindi bene, complimenti al Don Minzoni 54, come lo studio 54 di New York, discoteca appunto celebre, e quindi
c'è una ricetta delle cose che fate voi? Noi abbiamo- Cioè, intanto ho visto il bombolone, perché Sant'Arcangelo è un po' la città del No, allora, bombolone. diciamo, il bombolone è romagnolo, diciamo, no? Però una cosa avete molto delle legata. iniziative, ci sono delle iniziative qui Sicuramente a abbiamo dei Sant'Arcangelo, buoni di cui ho bomboloni. letto, quindi ne sapete qualcosa. E no, accompagniamo comunque, diciamo, la nostra pasticceria fresca e quella anche artigianale che abbiamo con una svariata proposta di caffè, di ricette di caffè o bevande anche al latte col caffè fatti con i latti freschi biologici, abbiamo delle bevande vegetali e comunque poi le farò vedere il nostro ricco listino di caffè che proponiamo tutti i giorni. Quindi la carta carta è ricca. dei caffè. Bene, quindi direi che è tutto, quindi possiamo salutare qui da Sant'Arcangelo dove si torna sempre molto volentieri perché si riesce anche a parcheggiare, c'è proprio un parcheggio grande, immenso. Diciamo, che si riesce a raggiungere il centro molto velocemente, esatto, diciamo, esatto. la cittadina non è grandissima, però Quindi è molto gradevole. vivibile e anche per chi viene da fuori appunto si fa il giretto. Io ho beccato anche il lunedì, giorno di mercato, tra l'altro ho fatto anche degli acquisti perché è piacevole chiaramente il centro A storico. Sant'Arcangelo Poi si fa sempre una bella passeggiata. ecco, esatto, quindi complimenti al Dominzomi 54. Grazie mille, buongiorno.